Va ora in onda dallo studio 1 di Luserna San Giovanni un programma scritto e condotto da Enrico Peiretti con la supervisione tecnica di Giuliano Falco. Casa Peiretti. A tutti buon ascolto e buona visione. Buonasera. Buona settimana Amedeo Agrillo! Ciao Enrico. E buona settimana a ognuno di voi! 348 80 40 254 è il numero per i vostri messaggi, per le vostre richieste. Stasera ne faremo tante, per le vostre fotografie, se volete fare gli auguri a qualcuno. Bene, usate Casa Peiretti, così rendete il tutto praticamente indimenticabile. Anche perché un mio amico sabato mi ha detto: ma sai, a me avete fatto gli auguri, no? 6 mesi fa, è stato bello, avete mandato la mia foto in onda. E sai cosa succede? Che ogni tanto io vado su YouTube, cerco la data di Casa Peiretti, vado a rivedermi quel momento. E mi rende felice la cosa. Quindi fate anche voi così. 348 80 40 254. Però una prerogativa di Casa Peiretti è quella di farvi cantare. E adesso facciamo una canzone. Io e Medeo Mangiamoci un gelato che abbiamo sgorato. facciamo una di quelle canzoni, ragazzi, che a casa se non la cantate è semplicemente un peccato. Ma proprio un peccato. Pupo, gelato al cioccolato, tutti con noi, vamos! Olè! E dietro arriva un corpo di ballo straordinario, guarda. Ci sono anche delle belle immagini. Dove vuoi andare? Andiamo. Io benissimo balliamo. Se bella ti lasci guardare. Con te non c'è niente da fare. Nascosta dai lunghi capelli. Tu balli ma i gesti son quelli. Bambina ti voglio, ti sento. Ti muovi, mi sfuggi, mi arrendo. Gelato al cioccolato, dolce un po' salato. Tu gelato al cioccolato. Un bacio al cioccolato, io te l'ho rubato. Tu gelato al cioccolato. Rimani così. Che dolce sei tu. Grazie, grazie, grazie. Non chiedo di più. Profumo di fiori di tiglio. Fa caldo ma qui si sta meglio. La stabia è più bianca stasera. Ma dimmi che sei proprio vera. Gelato al cioccolato, dolce un po' salato. Tu gelato al cioccolato. Un bacio al cioccolato, io te l'ho rubato. Tu gelato al cioccolato. Rimani così. Che dolce sei tu. Non chiedo di più. Adesso a casa, voi! Gelato al cioccolato, dolce un po' salato. Tu gelato al cioccolato. Un bacio al cioccolato, io te l'ho rubato. Tu gelato al cioccolato. Gelato al cioccolato, dolce un po' salato. Tu gelato al cioccolato. Un bacio al cioccolato, io te l'ho rubato. Tu gelato al cioccolato. Voglio sentire a casa, aspetta, solo loro. La senti? La senti la signora? Ancora una volta, dai. Di più. Andiamo. Gelato al cioccolato, dolce un po' salato. Tu gelato al cioccolato. Un bacio al cioccolato, io te l'ho rubato. Tu gelato al cioccolato. Così, mio caro Amedeo Grillo, anche i nostri amici a casa possono scaldare un po' la voce, perché questa canzone la sapevano di sicuro. Poi è una canzone. Mi sono perso l'inizio. Ho visto, come da che fa l'inizio? Chi se ne frega? No, mi sono benissimo. perso l'inizio. Vabbè, giusto che sì. Ma poi Dopo d'altra ne siamo parte in diretta e succede. siamo in diretta, chi se ne frega, se sbagliamo secondo me a casa si divertono ancora di più. Ma è vero, non sto scherzando, non sto scherzando. Guarda che cosa combinati, giusto che sia, dai. Tant'è che io quando vado al mio solito bar al mattino, che ho una schiera di persone, no? Una sfilza di persone che mi guardano, mi punzecchiano sempre sui piccoli errori. Però lì, però là, però lì e là. Vabbè.
A me piace questo. Senti, tra un po' sarà il momento del gioco, nel secondo tempo e nel terzo tempo andremo a conoscere due fans di Casa Peretti, però permettimi, ho voluto fare uno scherzo. Ho voluto fare scherzo a un amico di Casa Peretti, ormai lui è un amico mio, ma è 3 anni che mi segue sempre. A volte viene qui, facciamo anche delle cose insieme, e lui è convinto oggi, doveva partecipare al gioco, no? Oggi abbiamo 2 concorrenti, uno era lui. Allora ho inventato un piccolo scherzo che prometto amici a casa che faccio solo e esclusivamente con lui. Però venerdì ero qua con Luciano e Alessia, mi è saltato il 5 minuti, ho detto ma io chiamo Ciro e gli faccio uno scherzo a Ciro. Vuoi vedere com'è andata? Sì, ti faccio curioso. Vai Federico e regia. Ragazzi, allora è venerdì e noi vogliamo fare uno scherzo a un mio amico che si è prenotato, ok ragazzi? Cioè, Sì. ci siete? Lui è convinto di lunedì, martedì giocare con noi. Allora io ho detto, senti, ti arriverà una telefonata registrata, per registrarti devi rispondere a questa segreteria. Ok. Allora, io sono vestito così, loro sono già eleganti, però io sono vestito perché siamo in fase di prova. Gli ho detto che venerdì intorno alle 19 sarebbe stato chiamato. Quindi vediamo se lo scherzo al nostro Ciro, Vai. riuscirà. Non mi veniva la parola, riuscirà. Ok, vediamo un po' se riesco a camuffarmi un po' la voce. Eccoci qua, molto bene, eccoci qua. Prova, sì, ok. Proviamo a chiamarlo. Pronto? Questo è un messaggio registrato. Informativa privacy sul sito www.privacyinfo.group@net. Dica ad alta voce il suo cognome e nome. Martina Fabrizio. Ripetere. Martina Fabrizio. Ripetere ad alta voce il suo cognome e nome. Martina Fabrizio. Buonasera, Martina Solstizio. Se il nome è corretto, dica sì, altrimenti rimanga in linea. Sì, Buonasera, signor Martina. Se ha più di 18 anni, dica ho più di 18 anni. ho più di 18 anni. Dopo il segnale acustico, dica 1 se vuole giocare con Casa Peretti, 2 per il centralino, 3 per l'amministrazione, 4 per Telecupole, 5 per elezioni politiche 2012, 6 per il meteo, 9 per parlare con un operatore. 1 per giocare al gioco. Meteo. Oggi in Piemonte la massima registrata è stata di 18 gradi, temperatura mite, raffiche di vento forti. Ha scelto il meteo. Dica No, sì. No. Informativa privacy sul sito www.privacyinfo.group@net. Questo è un messaggio registrato. Dica ad alta voce il suo nome e cognome. Martina Fabrizio. Buonasera, signora Martina Solstizio. Il nome è corretto? Sì, Se ha più di 18 anni, dica ho più di 18 anni. ho più di 18 anni. Se vuole giocare con Casa Peretti, dica 1, altrimenti 2 per centralino, 3 Uno. per amministrazione, 4 per telecupole, 5 per elezioni politiche 2012, 6 per il meteo, 9 parlare con un operatore. 1. Raffiche Gioco. di vento in Piemonte, temperatura Ancora. mite. Oggi in Piemonte la massima registrata è stata di 18 gradi. Per riascoltare questo messaggio prema il numero 10. Dopo il segnale acustico dica 1 se vuole giocare con Casa Peretti. Ho detto Uno. dica 1. 1. Vuole giocare con Casa Peretti su Rete 7 in onda tutti i giorni dalle 20 alle 21? 1. Sì. Ripeta
per ultimo il suo nome. Martina Fabrizio, Nato a... Luserna San Giovanni. Ciro, è uno scherzo, ci stiamo facendo uno scherzo, Ciruzzo! Ma sei riuscito a cambiarlo? Ti voglio bene, Ciro, ti voglio bene. Questo scherzo andrà in onda lunedì, dai. Lo mandiamo in onda e poi lunedì giochiamo insieme a te. Pensi che sono arrivato a casa, è un disastro, mi ha spaccato la finestra. No! Se tu guardi, Il c'è vento un cartone. t'ha rotto la C'è un finestra. cartone. Sì, mi ha spaccato la finestra. Ma Difatti povero stavo- Ciro. stavo C'è il raccogliendo vento oggi. tutti Lo i sai. vetri. Va bene, Comunque, Ciro. dai, giochiamo lunedì così almeno sono tranquillo. Buonasera, signor Ciro, grazie per aver giocato con noi. Grazie. Ciao. Prego. Dica È stato uno un se piacere. vuole giocare con Casa Peretti. Ciao ragazzo, grazie. Dai, Ciao. dai, un po' è Vediamo venuto. lunedì, va? Ciao, ciao, Lunedì. ciao. Ciao. Dai, un po' è Ciao, venuto, ciao. ragazzi, un po'. Vorrei Va sapere bene, cosa a ha posto, schiacciato. Perché ha schiacciato il 10. Infatti. Ah, non lo so io cosa ha schiacciato, però. Va bene, dai, torniamo in diretta. E torniamo in diretta per davvero. Sono stato troppo cattivo, no? No, un pochettino sì, dai. Un po'? Io non lo Vabbè, sapevo dai. perché non è che... Torniamo a cantare un brano che cantano insieme a noi. Andiamo a vedere l'immagine di un grande Lucio Dalla. Santi che pagano il mio pranzo non ce n'è sulle panchine in piazza grande, ma quando ho fame di mercanti come me qui non ce n'è. Dormo sull'erba molti amici come me, innamorati in piazza grande, dei loro guai, dei loro amori, tutto solo, sbagliati o no. A modo mio avrei bisogno di carezze anch'io. A modo mio avrei bisogno di sognare anch'io. Una famiglia vera e propria non ce l'ho, e la mia casa piazza grande. A chi mi crede amore prendo, amore do, quanto ne ho. Con me di donne generose non ce n'è, rubo l'amore in piazza grande, e meno male che briganti come me qui non ce n'è. E noi ci fermiamo soltanto 2 minuti e mezzo e poi torniamo in onda giocando insieme a voi. Pubblicità, vai Fede. Eccoci qua, tornati in onda, pronti per giocare, pronti per andare a conoscere una nuova telespettatrice di Casa Peretti. Questa sera si è prenotata Antonella. Ciao Antonella, mi senti? Ciao, certo, Che ciao be- carissimo. Che bello questo ciao, bello aperto. Buonasera, buonasera e benvenuta, Buonasera, benvenuta in Casa buonasera. Peretti. Grazie, molto gentile. Antonella, di dove sei? Sono di Mortara, in provincia di Pavia. Mortara, c'è stato vento a Mortara nel weekend? Come ha rotto la Sì, finestra diciamo Ciro? che stasera sta cambiando un po' il tempo, Bene. dovrebbe piovere, ecco, se piove, ecco. Da quanto, Momentaneamente poco. da quanto ascolti Casa Peretti? Dai, da un bel po'. Bene. Non posso... Sì, da tanto. Vuoi salutare il nostro Amedeo Grillo che ti ascolta qua vicino a me? Certo. Buona Saluta, serata, saluta, buona Antonella. serata. Ciao, buonasera. Ciao carissimo, ciao, che Grazie. piacere. Partiamo- Siete gentilissimi. Grazie Antonella. Partiamo con il gioco, ormai le regole le sai, verranno in onda 5 indizi, ti dirò 5 indizi che portano dritto al titolo di una canzone. Per 1 minuto sto in silenzio, fermo il minuto, se sai il titolo bene, altrimenti il minuto successivo diventa un minuto di fuoco dove ti aiuto. Sei pronta Antonella? Ok, dai. Gli indizi di questa sera sono... Sei pronta regia? Regia è pronto, quindi eccoli qua. Gli indizi di questa sera sono... Vai! Gioconda, bandiera, muro, zona, rosa. Gioconda, bandiera, muro, zona, rosa. Divertiti! Dunque,
Dai, che ce la Dunque. fai. Mancano 30 secondi, più di 30 secondi. Pensa bene a questi indizi. Dove possono portare la tua mente, anche la tua fantasia. Notte rosa, non c'entra niente. Non c'entra niente. Cosa potrei dire? Mamma mia, non ci sono. Ok regia, fermiamo il tempo regia, perché hai un'idea, Antonella, di che canzone possa essere? Ma no, non mi viene No, in mente. hai detto Notte Rosa, ad esempio, ho sentito un po', no? Notte Allora sì. adesso rifaccio partire il tempo e dovrò essere molto bravo ad aiutarti. Sei pronta? Concentriamoci, Antonella, tutte e due insieme. Andiamo. Hai detto Notte Rosa. Notte Rosa è una canzone, ma c'è un'altra canzone molto famosa nel panorama italiano che è Rosa. Rosa, una rosa, chi lo sa? Blu, una qui- rosa blu. Esatto, nella tua città quindi ci sono anche delle zone blu, no? Dove si pagherà il ticket, giusto? Perfetto. certo. Però andiamo su un altro indizio, perché blu potrebbe essere, anzi, blu è nel titolo, la parola blu, però il titolo non è completo, non è una rosa blu. La Gioconda in Nel realtà... blu dipinto di blu. Ma No. sei bravissima! 28 secondi abbiamo guadagnato. Allora andiamo a vedere gli indizi. Secondo te, perché Gioconda, perché bandiera, perché muro, perché zona e perché rosa? Vai. Va bene. Dunque, Perché la Gioconda è un dipinto. già. Esatto. La bandiera blu è una bandiera che mettono quando il mare è super mega bello, super pulito. Il muro Esatto. viene dipinto dall'imbianchino. Poi abbiamo detto la zona blu, la zona parcheggia a pagamento, e una rosa blu, grande canzone di Michele Zarrillo. Bravissima Antonella, ti facciamo il nostro super applauso, hai vinto la maglietta di Casa Peiretti. Wow, Sono stato bravo? Stato bravo, ti ho portato Grazie, subito. fantastico. Va bene. Riceverai un messaggio dalla Grazie. redazione per la taglia e ti diremo come andarla a ritirare. Benissimo. Grazie Antonella, Grazie, vuoi fare dei un saluti? bacione. Vuoi fare qualche saluto? Sì, Vai. guarda, saluto mia sorella Rosa sicuramente starà guardando, perché ho detto guarda, salutami, ci vediamo, ecco, ok, le mie sorelle, perché loro guardano, quindi vi mandano anche loro un salutone. Mia sorella Rosa, mia sorella Franca, mia sorella Anna Rita, tutti, guarda, siamo in tanti, quindi guarda, vi guardiamo in parecchi. Complimenti. Grazie Antonella, Un ciao. bacione, Grazie, buonasera. Ciao, fatemi ciao, una ciao. dedica, ciao, ciao. Hai visto, mio caro Amedeo, che ce l'abbiamo fatta anche questa sera? Basta l'indizio proprio di punta e Bisogna fare attenzione. Diciamo che quando tu vai a dare un indizio, aiutare su un indizio, però non era facile. Secondo me con facile no. Gioconda, la mia era cos'è la Gioconda? Potevano dirmi sì, un quadro, ma un quadro come viene fatto? Quindi secondo me questa sera non era così impossibile. Vedremo come si comporta il concorrente successivo al terzo tempo, che sarà il nostro Ciro. Adesso però andiamo a leggere un po' di messaggi che sono arrivati al 348 80 40 254. Vai Federico in regia. Buon inizio settimana a tutti voi di Casa Peiretti. Appena puoi, caro Enrico, mi canteresti del grande Lucio Dalla, La sera dei miracoli. Grazie amicone Enrico, grazie di cuore. Cataldo da Torino. Certo, va bene, te la faremo, mio caro Cataldo. Questa sera abbiamo fatto un altro capolavoro, un'altra poesia di Lucio Dalla. anche al cielo e le stelle si ubriacano ascoltando la bella musica di Casa Peiretti. Bravissimi, baci Dani. Grazie Dani, sempre molto gentile Dani, Molto. bellissime parole. Voglio dedicare una canzone di Gianni Morandi, Apri tutte le porte, a mia sorella Teresa di Brenta. La mettiamo in programma. Ciao Teresa, però com'è che ti chiami tu? Com'è di Gianni Morandi? Vediamo un po'. Bella comunque. Ciao Enrico, a tutta Casa Peretti, grazie per Venditi, siete stati bravissimi. Laura Angelo, sempre in ascolto da Mondo V. Grazie amici nostri, grazie di cuore. Bella questa cosa, sempre in ascolto. Ciao Enrico, ciao Amedeo, siete sempre la compagnia giusta durante la cena. Potrei ascoltare Unica di Venditti. Un grande abbraccio da Marisa da Casorzo. Unica. Ciao Marisa, la mettiamo in programma. È un brano che non sto, devo impararlo. Quindi quelli che devo imparare ci va un pochettino, ma arrivano. Enrico e Amedeo, un grande inizio settimana. Un abbraccio da Fossila e Germanino. Grazie. Ciao Fossila. Ciao Germanino, belli i nostri amici a casa. Un grande salutore a Osvaldo che vi segue sempre, ogni sera è sempre bellissima con Casa Peretti. Grazie. Osvaldo.
Osvaldo. Ah, vedi come balla Osvaldo. Che bello entrare ogni sera a Casa Peretti per cantare insieme. Grazie, siete grandi. Giovanni d'Alessandria. Grazie Giovanni. Che poi il bello che scrivono da dove stanno mandando il messaggio, e capiamo che davvero tutto il Piemonte, cioè tutto il Piemonte, la Liguria. Ciao Enrico Peretti, Casa Peretti, Amedeo Grillo, buona serata ad Antonio Primiceri di Rivalta, vedi lui di Rivalta. Ciao, di Torino. Antonio. Non so se Antonio Primiceri si è già prenotato al 350-187-3308 per il nostro gioco. Ciao Amedeo, ciao Enrico, siete bravissimi, continuate a cantare, grazie della vostra compagnia. Da Rosalia, ciao Rosalia, grazie. Rosalia. Ciao Rosalia. Ciao Casa Peretti, complimenti per la trasmissione, bravissimo Amedeo con la sua bellissima voce. Michela da Torino. Grazie Michela. Ciao Enrico e compagni. Ci fai ascoltare Mina, la voce del silenzio? Siete bravi e simpaticissimi. Grazie Claudia da Nichelino. Saluti anche dal mitico Tony. Posso Grazie, solo Tony. fare una comunicazione? Il cellulare che finisce per 361 non deve chiamare noi, siamo noi che chiamiamo voi, ok? Quindi se puoi mettere giù, altrimenti mi resta la linea occupata. Che bello entrare ogni sera a Casa Peretti per cantare insieme. Posso chiedervi la donna di picche dell'indimenticato maestro Little Tony? Grazie, siete grandi. Giovanni d'Alessandria, credo proprio di sì. Amedeo la sai? Facciamo la prossima volta che c'è Amedeo, la donna di picche. Buon inizio di canzoni. Ciao da Elena. Grazie Elena. Buona serata. Grandissimi, che bello lo scherzo telefonico, mi hai sbloccato un ricordo e sei stato bravissimo. Baci grandi, bacio grande ad entrambi. Grazie Total Black, grazie ragazzi. Ciao, grazie. Comunicazione di servizio un'altra volta, il numero che finisce con 0361, gentilmente se può non chiamarmi perché non rispondo in diretta. Ciao Enrico, ciao Amedeo, siete mitici, buona serata. Max76, grazie Max. Ciao a tutti da Mauro e Roberta da Rivalta di Torino. Grazie ragazzi. Grazie. Ricordo che per parlare con Enrico Peretti dovete prenotarvi al 350-187-3308. Che apertura Enrico con Amedeo. Mi fate la voce del silenzio di Massimo Ranieri? Ce lo chiede Micchi da Novara e noi te la mettiamo in programma. Altro brano pazzesco della musica. Va bene Micchi, non questa sera, sai che le vostre richieste arrivano tutte. Buon inizio settimana da Tino dei Total Black. Ricordo che i Total Black saranno qua domani sera, sia Tino che Grazia a cantare insieme a me, quindi sarà una grande serata. Fantastico lo scherzo a Fabrizio. Ciro, sei grande Enrico, ci voleva una bella risata stasera, tante belle canzoni. Patti 60, grazie Patti. Sempre piacevole, un'ora di musica sane, quando un pezzo del grande Zucchero tra un po'. Grazie a Luisa da Pavia. Grata Luisa da Pavia. Ma certo, Zucchero. mettiamo anche Zucchero, dai. Ciao Amedeo, sei un grande. Saluti da Adriano, la bussola. Grande Enrico. Ciao Adriano. Grandi guys, passo sempre delle ottime serate con voi, ballando, cantando. Un salutone da Sam, grazie Sam. Grazie Sam. Le vostre canzoni sono sempre il top. Un saluto dalla Valtellina, Cinzia e Moreno. Ciao Grazie. Cinzia, ciao Moreno, grazie. Dalla Valtellina addirittura. Ciao da Marisa di Montebuglio, vicino a Domegna. Hai visto tutti lì? Manca solo l'indirizzo. No, vicino a Domegna. Brava Marisa, così mi piace. Montebuglio. Forza Milan per stasera. Rosa da Cittiglio. Cosa c'è? Milan contro? Non mi ricordo più, aiutami. No, non gioca al Milan stasera. Sì che gioca al Milan. Ciao Enrico, ciao Amedeo. Forza Napoli. E arriva sempre il messaggio quando ci sei tu, Forza Napoli. Milan Salernitana. Ecco, sono andato a vedere. No, pensavo alla Coppa io. No. Settimana scorsa. C'è il posticipo della Serie A. A proposito di Serie A, non ti vedo ancora tatuato neanche un pezzettino di tricolore qua sulla cabeza. Ormai è più vostro. Vabbè, ma non parliamo di calcio. Ne faremo no? una serata a sé quando sarà. Non parliamo di calcio, dai, andiamo a cantare. Massimo di Cataldo, se adesso te ne vai. Amedeo Grillo. Guardami negli occhi, ora sto per dirti che non avevo paura di restare senza te. Se adesso te ne vai non me ne frega niente.
adesso te ne vai e fai crollare il mondo su di me. Adesso te ne vai ed io non vivo più. Lo so, mi abituerò a camminare senza dirti accanto. Non è così per te, che lo sapevi già. L'ultima valigia e poi tutto cambierà e già qualcuno aspetta per portarti via di vita. Spero soltanto che stavolta sia per sempre, ma quanto male fa doverti dire che se adesso te ne vai non ci sarà più posto dentro me. Ti giuro d'ora in poi io non so più chi sei, trascina via con te le tue certezze, l'acqua e ipocrisia, ma il male che mi fai non puoi portarlo via. Diventerà uno scudo col quale mi difenderò da te, e adesso sbatti forte quella porta via da me e maledico il giorno che ci ha unito. E questo che ti vede andare via non mi rimane che un saluto, abbasserò la testa e così sia. Amedeo Grillo per voi. Se adesso te ne vai e fai crollare tutto su di me, ti giuro d'ora in poi io non so più chi sei. Se adesso te ne vai ti chiedo solo non voltarti mai, perché non ci sarò e un giorno tornerai. Guardami negli occhi, ora sto per dirti che mentre tu mi lasci io rinasco senza te. E bravo! Grande Amedeo! Grande, è un piacere sentirti. Poi io che ti ho a palla nelle orecchie, bellissimo. Mi ha fatto bellissimo. piacere riuscire a rincontrare e rifare sto pezzo che non mi andava più bene. E invece no, perché Casa Peretti fa bene al cuore, bene alla salute. fa bene all'anima. Guarda Amedeo, proprio perché sei qua voglio farti un piccolo regalo. Io non sono altro che un bambino che non sa contare e vorrebbe dirti che gli manchi senza le parole. Io non sono altro che un dottore che si è fatto male. Io non sono altro che un palazzo in costruzione cade. Se mi guardi con quegli occhi amore mi farai morire. Io non sono altro che una storia che non sa finire. Io non sono altro che un giardino senza neanche un fiore. Io senza di te non sono altro, la parola amore. E con questo amore tornerei per dirti che ci vuole altro per convincermi a rinchiuderti dentro a un singhiozzo, altro per lasciarti in un riflesso dentro a uno specchio. E non era mai il momento giusto, e non era mai il momento giusto per parlare. Non lasciarmi
se non guardi il mondo come lo guardo anch'io. Non lasciarmi solo, non lasciarmi qui, non lasciarmi solo, non lasciarmi. Pubblicità. Eccoci qua, pronti per questo terzo tempo. Abbiamo in onda, abbiamo al telefono la vittima dello scherzo del primo tempo. Chiedo scusa, ma adesso seriamente proviamo a partecipare. Ciao Ciro, mi senti? Ci sei? Sì, ci sono cascato di nuovo come la canzone di Achille Lauro. Vabbè, è il primo scherzo che ti faccio, non è che di nuovo, è il primo, è il primo dei tanti probabilmente che succederanno qui in Casa Peretti. Ciro, è inutile che faccio tanto convenevoli con te perché so che ci guardi dalla prima puntata, so che non ti perdi una puntata e questo mi fa molto piacere, so che sei di Luserna San Giovanni. Prima di andare a giocare però vuoi fare un saluto? Sì, vi faccio saluti a voi due perché siete magnifici e Grazie. poi saluto l'ufficio Grazie, Ciro. stampa dei Babbei che mi stanno seguendo con WhatsApp, quindi saluto tutti. Sono contento, molto bene, quindi lo sai il gioco come funziona, partono i 2 minuti, il primo minuto sto zitto, vedrai 5 indizi sulla tua TV che portano dritti a una canzone. Sei pronto Ciro? Sì. 3, 2, 1, vai. Gli indizi sono sentirsi, impegno, matrimonio, calcio, messa. Ripeto, sentirsi, impegno, matrimonio, calcio, messa. Buon divertimento. Concentrati, concentrati. Aia. Sentirsi, impegno, matrimonio, calcio, messa. Ecco. Punterei su calcio, ma non mi viene in mente perché matrimonio proprio no. Però non mi viene in mente. Ecco. Forza con la fantasia, Ciro, dai! Non mi viene. Proprio. Stop al tempo, adesso provo ad aiutarti. Hai detto prima punterei su cosa? Su calcio. Perché il matrimonio... Proprio nada. Nada. Ok, va bene. Quindi vuoi che inizio da calcio? No, facciamo così. Fatti aiutare in modo mio. Sei pronto? Sì. Riparte il tempo. Allora, nei tanti lavori che uno può fare nella vita ci potrebbe anche essere l'elettricista, giusto? E se ti dico elettricista vicino alla parola messa, cosa potrebbe essere? L'elettricista quando fa un impianto è importante quella cosa lì. Altrimenti... Dimmi? Elettrico. Impianto elettrico, sì, l'elettricista fa l'impianto elettrico, ma è importante la messa. Andiamo su calcio. Quando tu vedi un bambino, no? Che è bravo a giocare a calcio, cosa puoi dire? Che quel bambino può diventare o è una Una promessa. è una promessa. Sì, terra promessa. Ce l'ha fatta Grande anche Ciro, Ciro. Un solo Vai, indizio. vai coi fuochi d'artificio. Grazie. Mi è venuto in mente proprio il calcio perché... Sì, ti ho aiutato, sono contento. Sì, no, grazie mille. Mi è venuto in mente il calcio, se mi dicevi bambino una promessa non mi veniva in mente. Quindi il titolo giusto è Terra Promessa. Andiamo un po' a vedere gli indizi. Secondo te sentirsi come mai? Sentirsi una promessa. No. Uno quando è un po' triste, un po' giù si sente come? Si sente a terra, dai, Ciro. E gli aiuti tu, ma non aiuta tu, si Ma tanto la sente fece. a terra, no?
impegno, può essere una promessa di matrimonio. Bravo. cazzo. Va là. Ok, messa, boh. Messa a Comunque, terra. andate bene. Te lo spiego, Andate bene. te lo spiego che l'elettricista deve fare comunque una messa a terra dell'impianto per scaricare. Ok? Grazie Ciro, complimenti. Vuoi ancora fare un saluto magari alla mamma che ti sta guardando? No, sì, saluto mia mamma, saluto tutti voi di Casa Peiretti e Grazie. tutti gli amici. Ciao! E forza Ciao, Napoli. ciao, complimenti ancora. C'è uno Juventino. Sì. Aspetta che metto giù prima che ti insulta. A uno Juventino vai a dire Forza Napoli. Con me lo sai che puoi farlo, ma col Ciro aspetta che metto giù la chiamata. Quindi se anche voi volete vincere la maglietta di Casa Peiretti, il numero lo vedete lì a fianco a me, 350 187 3308, basta che mandate un messaggio via WhatsApp a quel numero con scritto il vostro nome e il vostro cognome e venite messi in questa grande lista che si sta creando. Abbiate innanzitutto pazienza perché siete in tanti, ma giocherete tutti, davvero tutti. Stiamo semplicemente andando in ordine cronologico, ok? Andiamo a cantare ancora un po', mio caro Amedeo, perché visto che ieri è arrivata una richiesta, è arrivato un brano di Gigi D'Alessio che non dirgli mai. Quel seno che non è cresciuto più, le corse in bicicletta a primavera, il vento profumava anche di te, di questo tempo in cui sono fotografie, e così lontani noi pensiamo ancora a noi. Ricordo ancora quel giorno del primo bacio a Napoli, ma non è giusto pensarti stasera il tuo cuore ha già un battito nuovo, alla mare di neve senza alcuna pietà, anche se tutto questo è sul mare che fa. Sì, stasera da vesta casa, non digli mai che siamo stati a letto per un giorno intero. E la paura di quel temporale come ci stringeva, le nostre riuscite a prendere, immaginando un figlio. Tu disegnavi pure il suo profilo e poi strappavi il foglio. Non digli mai come è stato bello quella notte a mare, intorno a barca aspettando stretti che arrivasse il sole, e quella volta per incontrarlo ci tremava il cuore, quel falsalam che ci teneva uniti senza far l'amore. Non digli mai, spegni il fuoco che brucia dentro te e nascondi quegli occhi rossi se pensi a me. Le mani, respira più forte dicendo che l'ami, la sua vita è più bella da quando ci sei, mi fai male se un giorno parlando di noi hai una lacrima ancora per me. Non digli mai che il vostro amore è sesso senza cuore, che ti fa male se ti vuol baciare lì vicino al mare, fingendo a volte di seguire, ma trattieni il pianto. Se in quel momento per le vie del cuore ti sto camminando, nemmeno io ti voglio dire amore come sto soffrendo. Di quante volte penso in piena notte e parlo singhiozzando, mi faccio male quando i tuoi ricordi voglio cancellare. Chiuso nel cuore porterò per sempre questo grande amore. Amedeo Grillo, non digli mai, adesso andiamo a leggere
Gli ultimi messaggi per quanto riguarda questa sera. Ricordiamo che domani sera qui insieme a me i Total Black, lei e lui, che canteranno delle canzoni bellissime. Abbiamo già la scaletta fatta e sarà meraviglioso come sempre. Vai Federico in regia. Gli ultimi messaggi questa sera. Relax con sottofondo Casa Peretti. Buon inizio settimana. Lorella da Luserna. Che bello quel cagnetto, bellissimo. Grazie Lorella. Casa Peretti, siete superlativi. Giuse da Novara, grazie Giuse, grazie, addirittura, ma noi facciamo solo una cosa che ci piace così tanto, probabilmente arriva. Guardando Casa Peretti, Karma e Lilith. Ciao Karma, ciao Lilith. Oh, ma che meraviglia, bellissimi che cagnetti. Ciao a tutta Casa Peretti, ciao Amedeo ed Enrico. Mi piacerebbe dedicare al mio dolce amore Vorrei dei Luna Pop, Enrico da Collegno, sempre Forza Toro. E poi vorrei tanto partecipare al gioco misterioso. Sì, mi sembra ti ho visto nella lista, quindi a breve arriverà anche la tua telefonata. Chiudiamo così, mio caro Amedeo, con una canzone che mi hai proposto tu, una canzone strettamente napoletana. Waglio, giusto? L'ho detta bene? Waglio, tutti a casa con noi. Stai sempre calmo, cambia staria. Non mangi più, non dormi più, che ipocondria. Che ben a di sta frenesia. Tu vuoi soffrire, chi non fa. Con un braccio a tua mamma, tu mi facevi piacere. Dille tutta la verità, che a mamma ti può capire. E passa sopra sul balcone, ma tu si guagliona. Tu non conosci femmina, siamo ancora così giovane. Tu si guagliona da te mi sembra e al tuo valore. Che buona resti lacrime, ma tu non fa ridere. Una braccia tua mamma, non facciamo piacere. Dille tutta la verità, che a mamma ti può capire. Salsa! E meno male! Capisci ma che vita fa si busca accenda. Sto per te chi sto è più bella. Chi tu fa e appassia che voglio uccidere. Tu vuoi morire, tu vuoi soffrire. Chi tu fa vai. Con un braccio a tua mamma. Non lo so, non puoi sempre picciri, dille tutta la verità, che a mamma te può capire. E passa sopra sul balcone, ma ti si guagliona. Tu non conosci femmina, sei ancora così giovane. Tu si guagliona, le devi se capa dal tuo pallone. Che buona destinata, ma te non ci fa ridere. Tua mamma, questo lo so, non è scena picciri, dille tutta la verità, che a mamma te può capire. E io voglio ringraziare questa sera in regia Federico, complimenti, bisogna sempre ringraziare Giuliano Falco perché tutto ciò che fa per noi è importantissimo, soprattutto perché senza di lui non potreste rivedere le puntate. Dove? Su YouTube cercate il canale di Casa Peretti e potete rivedere tutte le puntate ormai da quest'anno, anzi da 2 anni a questa parte. Signore e signori, ha cantato per voi Amedeo Grillo. Grazie a tutti, buona serata. Prenotatevi per il gioco che passate 5 minuti in mia compagnia in modo un po' diverso che guardarmi solo attraverso la TV. Chiacchieriamo un po' ed è bellissimo iniziare proprio a conoscere ognuno di voi. E che dirvi, a tutti quanti un immenso grazie. Ci vediamo domani sera. Se volete rivedere questa puntata alle 21:30 sul canale 83, altrimenti questa notte alle 4:04. Ciao, grazie. Che ciao, dal vivo è più bello. Sì, ciao.